Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qua nella cucina di Donna Rosalia, fautrice del nostro passito di grillo. E oggi insieme cucineremo un dolce tipico siciliano, non è tanto del periodo adesso che siamo ad agosto, è tipico natalizio, giusto? Ed è il pasticciotto. Pasticciotto. Che cosa serve per fare il pasticciotto? 1 chilo di farina, 200 di strutto, 100 di burro, 300 di zucchero, vaniglia e dopo se 4 uova soltanto il Torno. Ok. E l'ammoniaca. e l'ammoniaca e la busta di ammoniaca. Allora, Iniziamo a fare l'impasto. facciamo le Sono due preparazioni, c'è l'impasto e poi il ripieno. il ripieno. Svolta. Svolto, io svolto la farina. Sì, svolta la farina. Svoltiamo la farina. Facciamo la cunetta. Come si chiama? No. Conca. La conca, E mettiamo la sugna la sugna, lo strutto e il burro. e il burro. Ricetta light. Poi si sfigliolia. Poi si strofina con le mani. Si strofina con le mani, lo strofiniamo. Cioè praticamente il movimento dello sfigliuliare è prendere il residuo del burro e strofinarlo alla farina in modo tale da passarlo alla farina. Dopo questo passaggio uniamo zucchero. Zucchero Metteci e una bustina di vaniglia. una fialetta di vaniglia per dolci. Ora prepariamo l'uova. Solo i tuorli. Nonna, a te che te l'ha insegnata questa ricetta? La facevamo di piccoline che avevano 8-9 anni. La nonna Rosa? Sì. Che è la mamma. E si faceva per lo più in periodo natalizio, giusto? Natale e carnevale. E carnevale. Mettere l'ammoniaca, Mettere l'ammoniaca. circa un 15 grammi. Poi ci aggiunge un mezzo bicchiere di acqua o latte. O latte, non lo facciamo dietetico. E poi sbatto le uova con zucchero e l'ammoniaca. Ora raccoglie. Raccolgo questo? Sì. Vado su? Sì, Ok. raccoglie. E ora? E già da- Così? Sì. Acqua? Certo, vedi che dura. Qua. Buono. Buono. Un altro pochino? E allora visto che ci sei. Un tipo d'acqua, il silenzio dell'impasto. Non si parla quando si lavora. Si pulisce le mani perché c'è l'impasto residuo e finiamo di impastarli. Quindi la consistenza dell'impasto è questa, lucido e bello morbido. Ora si mette a riposare. Per quanto tempo? Un'ora, 2 ore. Un'ora e mezza. Dipende. Dipende da quanto tempo avete in frigorifero.
diciamo proprio più reposa e più è friabile. Perché le cose più morbida da lavorare. Ok. Ora facciamo il ripieno. Il ripieno. Mm. Mettiamo la zuccata. Ma che è la zuccata? La zucchina del penetrone. Si fa marmellata. Si pulisce, si mette a cuocere con lo zucchero e Questo. viene questo. Quando è bella consistente si mette nel barattolo e si può fare o a bagnomaria o puramente coperta Ammantata. Cioè coperta con una cosiddetta manta, cioè una coperta di lana. Quando è il momento si apre e si usa e si condisce. Come lo si Mette condisce? limone grattugiato, un poco di cannella e cioccolato. Cioccolato fondente. Cioccolato fondente. A piacere. A piacere, quindi così. A scaglie, a scaglie. Io grattugio il limone. Quindi hai detto a piacere però. Sì. E io ci piace averlo tutto. Anche su me ne posso mangiare. Mamma, devo regalare un set di coltelli A cui. a tia. E che fai? E che fai? Tagliare il cioccolato che facendo i muscoli. A voi, ne fa buono. Buono. Posto? Posto. Buono, eh? Sì. Ah. Slack. Ora prendiamo l'impasto e lo corrente. Prendiamo il mattarello. Me la fate semane. Ok. L'impasto dopo 2 ore. Queste sono le formine tipiche dei pasticciotti. 1, 2 oppure quelli a romboidali. Devi lavorarla, non ancora. Un pochino si lavora. Ora facciamo Dei medaglioni. Questi si infarinano un pochino. Si mette un medaglione sotto. Poi posso? sì, Ci metto un cato di zuccata. No, non è vero. Molto poco. E un medaglione sopra. E poi faccio questo lavoro. ora mettiamo in forno. Questa è il pasticciotto. Poi sopra ci mettiamo zucchero a velo. Sì, un poco di zucchero a velo. Voilà. Assaggiamo, Hai assaggiato? assaggiamo. Com'è? Buonissimo. Alla prossima ricetta!